Cari telespettatori, siamo con Maria Pistorello, segretaria SPCGIL di Vicenza, e parliamo di una cosa molto importante con una scadenza vicinissima, sono dei soldi. Di che cosa si tratta? Si tratta del contributo regionale di 400 euro che viene riconosciuto alla persona non autosufficiente, all'invalido, alla persona invalida al 100%, che però sia accudita in famiglia, non sia residente in una casa di riposo. Questa non è una novità, c'era anche lo scorso anno, aveva una platea molto più estesa. Esatto, l'anno scorso questo contributo era concesso anche alle persone che sono ricoverate stabilmente in una casa di riposo. Quest'anno invece la Giunta regionale ha limitato alla platea di persone che sono invece non residenti in una casa di riposo ma che se vengono curate a domicilio. Bisogna fare la domanda assolutamente e a brevissimo perché la scadenza prorogata è al 30 settembre, la prima scadenza di questa domanda era invece il 10 di agosto. E allora una persona non autosufficiente, curata, che non ha ottenuto l'anno scorso i benefici perché se l'ha già tenuti. Giustamente, allora giustamente chi è stato beneficiario nel 2024 del contributo di 400 euro della Regione Veneto, quest'anno non potrà fare la domanda e quindi non avrà nessun tipo di beneficio. Questo è riservato solo a nuove domande che possono essere fatte quest'anno, però mi raccomando, la scadenza è al 30 settembre, noi come sindacato pensionati della CGIL possiamo darvi tutte le informazioni, ma l'informazione più importante che devo darvi in questo momento: rivolgetevi all'assistente sociale dell'ULSS subito per fare la domanda, perché uno dei requisiti è avere già oppure ottenere ora la scheda SVAMA con almeno 70 punti. So che a voi dirà poco questo, ma questa è una certificazione che viene fatta dall'ULSS proprio in base a una valutazione multidimensionale della condizione della persona invalida. L'altra cosa importantissima è l'ISEE sociosanitario. L'ISEE, per fare questo bisogna avere un ISEE sociosanitario con punteggio massimo di 40.000 euro. Mi raccomando, ISEE sociosanitario che prevede che vengano considerati i redditi solo della persona che fa la domanda e dell'eventuale coniuge e non di altri componenti eventuali del nucleo familiare. Non essere residenti in RSA residenti, ricordiamolo, e comunque non sarà per tutti forse. No, ma ecco, possono accedere a questo beneficio anche le persone che sono ricoverate momentaneamente ma non con la residenza, oppure coloro che hanno per intero la retta privata all'interno di una struttura residenziale. Grazie Maria Pistorello, grazie mille del contributo, grazie allo SPCGIL, rivolgetevi alle sedi per tutte ulteriori delucidazioni, ma i tempi sono strettissimi. Buon proseguimento, alla prossima.